Tra ricordi ed esempi di vita, testimonianze e impegno mistico, religioso e civile, la figura di Biagio Conte è stata fissata ad imperitura memoria in un libro scritto dallo storico e letterato agrigentino, presidente del CEPASA, Paolo Cilona. Il volume si intitola Fratel Biagio nella città dei templi e ripercorre le tappe della visita del missionario laico ad Agrigento. Una carrellata di racconti con la prefazione dell'arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano che, a partire dalla storia della missione, speranza e carità, consegna uno spaccato della vita del missionario che ha ricevuto nel 1998 il Telamone per la pace. Ne parla in un'intervista il direttore del settimanale cattolico L'Amico del Popolo. Il libro descrive la sua tappa al seminario di Agrigento, la sua morte, i numerosi messaggi di cordoglio, i suoi funerali, il dolore dell'arcivescovo di Palermo Lorefice, la commemorazione avvenuta 2 mesi dopo nella chiesa di San Nicola di Agrigento, il ricordo e il tributo che tanti poeti hanno elevato per lui, l'esempio di santità che ha lasciato tra riflessioni, sensazioni e narrazioni, una testimonianza di fede e di vita indirizzate a quegli ultimi che divennero la ragione del suo passaggio terreno. Un passaggio, conclude il libro di Paolo Cilona, che lascia un erede, Don Pino Vitrano, insignito anche lui del Telamone per la pace nel corso dell'ultima edizione del premio. Un'opera che, frutto di un'attenta e pregevole attività di ricerca, diventa un documento storico di grande rilevanza che riesce a fermare il tempo e ancorarlo a modelli di fraternità, saggezza, essenzialità e religioso amore e rispetto per il prossimo, necessari a riportare l'attenzione sui fondamenti di una umanità perduta. La presentazione giovedì 18 gennaio presso la chiesa di San Nicola ad Agrigento, alle 16:30 una messa e alle 17 la presentazione del libro.